Ripristinare al più presto l'utilizzo del Parco della Storga perché diventi anche un polo didattico naturalistico. Un motivo in più per iniziare al più presto l'intervento annunciato ieri dal presidente della provincia Stefano Marcon, che prevede lo schieramento di 200 volontari della protezione civile per un'esercitazione di 2 giorni sotto la supervisione di esperti naturalisti e degli stessi progettisti del parco urbano più grande d'Europa. E ieri sera uno dei progettisti è stato convocato da Italia Nostra, associazione che si è messa a disposizione dalla provincia proprio per fornire quegli esperti che guideranno le squadre di intervento. Renzo Trevisin, direttore della prima fase dei lavori che hanno creato il Parco Bosco, ha raccontato come si è proceduto negli interventi, la presenza di un laghetto per la depurazione naturale delle acque di scolo, ma soprattutto l'idea ancora oggi realizzabile ma rimasta sulla carta degli storici Pride e Acqua. Un tempo erano riserva invernale d'erba per gli animali, erba che nasceva comunque nonostante le gelate, grazie alla temperatura costante di 14 gradi delle risorgive. Oggi invece il loro scopo sarebbe ancora più affascinante. Pride Acqua, come dicevo prima, erano per favorire la presenza di quegli uccelli acquatici, di cui attualmente c'è, perché c'è la gazzetta, c'è lo stesso simbolo del parco. Un'area che potrebbe diventare punto di osservazione naturalistica, ma soprattutto didattica, in un percorso studiato per le scuole con lo scopo di far toccare con mano agli studenti cos'è la natura e tutto a 2 passi da scuola. Se tu vai e vedi una polla di risorgiva capisci subito poi cosa succede, cosa vuol dire avere l'acqua filtrata. Se tu vedi una pianta ma anche un albero morto puoi capirne l'utilità, e io credo che sia proprio per i nostri ragazzi che vada fatta questa cosa e vada resa fruibile.